temperatura non è stabile, varia tra un minimo di 0,4-0,5 fino a un massimo di 1, di 1 grado per ogni 100 metri di salita, dipende dalle condizioni di umidità dell'aria, questo fondamentalmente. Il meccanismo per il quale si ha questa diminuzione è che la particella d'aria vicino al suolo, scaldato dall'energia solare, il suolo emana calore sotto forma di onde lunghe, molto più assimilabile da parte dell'atmosfera, e salendo le particelle si raffreddano perché la pressione diminuisce e hanno la possibilità di espandersi, e quindi per la termodinamica appunto a questa espansione segue un raffreddamento.